Allora, innanzitutto mi presento, mi chiamo Andreatta Silvano, sono vice sindaco del comune di Pozzolleone dal 2019 con le ultime elezioni. Noi abbiamo deciso di aderire al Parco Fiume Brenta perché credo che l'unione fa la forza proprio in questo ambito qua. Il fiume è un patrimonio di tutti, l'acqua è un patrimonio di tutti ed è giusto che ci sia collaborazione fra i comuni, aderire tutti a queste iniziative. Siccome l'acqua in futuro sarà un bene un po' che se lo ruberanno uno con l'altro, allora se si è uniti si riesce a raggiungere un traguardo comune per i figli e per i figli dei nostri figli. Noi ormai siamo un po' anziani, ma per il futuro bisogna pensarci in sostanza, ecco, tutto qua. Per quanto riguarda i nostri cittadini dico una cosa proprio sincera, che sono bravissimi perché vedo che il Brenta, soprattutto nella zona qua nostra che conosco meglio perché faccio sempre dei passaggi domenicali a piedi con i figli, la moglie, è tenuto bene, non ci sono tante immondizie, anzi pochissime, vuol dire che la gente ci crede. Abbiamo aperto ad esempio anche un anno fa un chioschetto qui in paese dove ci troviamo attualmente e vedo che la gente veniva, sarà stata la pandemia, sarà stato il problema che questa pandemia non finisce più, speriamo che oggi con questa giornata speciale ci sia una rinascita, però veramente vedo che la gente ci tiene, viene qui, guarda il Brenta, adesso è un po' danneggiato per il fatto delle mini brentane che ci sono state, però è sempre stato visto come una costola del paese, ecco, mettiamo questo termine che è un po' grosso ma ci può stare, questo è quanto. Verso i cittadini non posso dire nulla, anzi bravissimi, lo ripeto proprio di cuore. Questo è quanto posso dirvi oggi.